Tanto tuonò che piovve. Sabato l'allarme inviato a stretto giro di mail dal direttivo veneto del soccorso alpino al presidente della giunta regionale. Martedì una delibera viene inserita all'ultima ora nei lavori della giunta Zaia. È il documento che dà l'ok ai 600.000 euro di finanziamento per l'attività 2011. È la stagione in corso e purtroppo non ancora finita, ha segnato dei valori importanti. 34 purtroppo i morti recuperati, decine gli interventi di soccorso, tanto che sono un aumento abbastanza marcato rispetto all'anno precedente. Non sono questioni di lana caprina. Nell'alzare la voce il sodalizio ha voluto ricordare non solo i suoi caduti, 6 in 2 anni. Per gli eroi del Pelmo questa mattina c'è stato un minuto di silenzio in Consiglio regionale, ma anche i numeri di un'attività che non ha più alte e basse stagioni, ma una continuità senza sosta. Sono 3.075 i tecnici volontari impegnati nei contesti più ostili e pericolosi del territorio veneto. Lunedì prossimo i vertici del soccorso alpino incontreranno il presidente della regione. Non era mai accaduto prima. Molte le questioni da affrontare. Passi importanti già sono stati fatti, ha detto Bristot, che aggiunge: cerchiamo ora assieme, anche in un percorso di autentica sussidiarietà verticale, di perfezionarlo in modo definitivo. Gli uomini della montagna ancora una volta hanno saputo dimostrare di essere disponibili, ma anche fermi, come le rocce che tanto amano.